Sono circa 2200 le associazioni di migranti presenti in Italia. Parliamo di migranti non italiani, persone che si ritrovano lontane dal loro paese, come facevamo noi e come tuttora facciamo noi nativi italiani quando siamo lontani da casa. Mi piace portare ad esempio la piazza delle Erbe, no? È facile girare fra le bancarelle di frutta, verdura, ortaggi e sembra di essere quasi in Puglia. Un po' di Puglia tra i banchi del mercato di Piazza delle Erbe per i pugliesi di Padova, come il signor Romolo Chiancone, da Canosa di Puglia, ex bancario di professione e scrittore per passione, 2 figli, una nata a Venezia, l'altro a Treviso. Io a Padova sono dal 94, che vuol dire che sono 23 anni, ma in Veneto sono dal 1973, perché sono arrivato che ero poco più che un ragazzino a lavorare a Venezia prima e poi ho girato un po' tutto il Veneto, che ormai quanto ad età è la mia vera regione. Romolo Chiancone, con altri 300, fa parte dell'associazione Pugliesi Padova, fondata nel 2010 da Donato Coluccia, il presidente, carabiniere attualmente in missione all'estero. Un universo, quello pugliese a Padova, che ha trovato nell'associazione un punto di riferimento, di incontro e di scambio. Crediamo di fare anche una sorta di servizio per quella che è la nostra regione. Un servizio che si articola attraverso serate di musica e balli, di pizzica salentina, con cene a base di prodotti pugliesi organizzate nei paesi della provincia. O con la presentazione di libri di autori pugliesi da far conoscere al nord, come nel caso di Giuseppe Messina, 77 anni, arrivato da Foggia a Padova su invito dell'associazione per presentare il suo libro Papaveri Rossi. Lei è arrivata a Foggia per presentare il suo libro a Padova, sostenuto, appoggiato dall'associazione Pugliesi Padova. Sì, dall'associazione Pugliesi di Padova, che ringrazio per l'entusiasmo incredibile che hanno messo in questa cosa, veramente sono stati strepitosi, e mi rammarica il fatto, anche se mi piace da un'altra parte, che i pugliesi se ne vadano lontano dalla terra e ci tolgano queste ricchezze. E per rendere omaggio a chi a Padova in Veneto ha realizzato quel progetto di vita che lo aveva indotto a lasciare la regione d'origine, l'associazione Pugliesi Padova ha ideato il premio Padovano del Tacco, mentre con lo slogan "Ma tu la conosci Padova" organizza passeggiate culturali per la città. Far conoscere Padova ai pugliesi e la Puglia ai padovani. Obiettivo centrato, tanto che tra gli amici dell'associazione si contano molti padovani o persone che arrivano da altre regioni, come Patrizia Tazza, umbra, a Padova dal 1980 per amore, chiamata a coordinare le tante presentazioni di libri. Non sei associata? Ancora no, però diventerò presto una socia. Ecco, sono un'amica della Puglia e dei pugliesi di Padova. Ma non esiste un'associazione Umbria a Padova? Lo sai che non lo so? La farò io.